Innanzitutto, che cosa sta facendo Hitchcock nel 1959? Beh, ha 46 film alle spalle, è reduce dal successo di Intrigo internazionale, uno dei suoi massimi esiti artistici, però ha due progetti in ballo che non riescono a trovare uno sbocco produttivo. È un po' in un momento di stallo, sta cercando un progetto adatto col quale cimentarsi. Ecco che allora i suoi occhi cadono non direttamente sul libro di Bloch, ma su una recensione del libro, comparsa sul New York Times. La recensione lo intriga, si fa acquistare il libro e comincia a leggerlo. È il libro che tiene sul comodino nella sua villa a Bel Air. Mentre legge questo libro, Hitchcock trova immediatamente una sintonia straordinaria, una sintonia più che sui contenuti in sé, proprio sull'approccio, sullo stile di Bloch, che palesemente cerca di giocare con le aspettative dello spettatore, inganna lo spettatore. Sapete bene che Psycho è basato su un capovolgimento di identità, il modo in cui tiene in piedi il trucco Bloch durante tutta la narrazione, Hitchcock lo trova estremamente efficace e gli ricorda il modo in cui lui stesso gioca con gli spettatori, con il suo cinema. Ho riportato qualche commento di qualche critico. Per esempio Rebello, che è uno dei maggiori studiosi del film, dice: che cos'è che piace a Hitchcock? Questa è la domanda che si fa Rebello. Che cos'è che gli piace di Psycho, di Bloch? Dice, perché Bloch prende il gotico, quella variante americana del gotico, il gotico americano, e ci aggiunge la sfera sessuale e quindi immediatamente il retaggio freudiano. Sapete bene che Hitchcock con Freud andava molto d'accordo, in generale il cinema americano classico andava d'accordo con Freud, tanto che i produttori invitavano sempre gli sceneggiatori ad acquistare volumi di Freud per trarre ispirazione per le loro storie. Io ti salverò, esempio clamoroso, no? McGilligan, altro critico che si è occupato del film: non è un'esagerazione dire che Hitchcock ha aspettato Psycho per tutta la vita. È un po' un progetto che racchiude tante tendenze hitchcockiane in sé e soprattutto lui capisce che all'interno di quel film c'è un terreno di coltura ideale per mettere luogo, per dipanare, ecco il termine giusto, le sue tematiche cardine che hanno definito la sua poetica. Che cosa fa Hitchcock? Decide di fare un blind bid, cioè un tentativo d'acquisto asta senza nome, cioè non si presenta come Alfred Hitchcock, non si presenta come Paramount, fa un'offerta anonima. 7.500, alla fine concordano 9.000, Bloch vende, non sa a chi sta vendendo, scoprirà solo dopo di aver venduto i diritti del suo libro al regista più famoso del mondo. Ma la storia non è così semplice, perché alla Paramount lo conoscevano già e bene quel libro. Figuratevi se non lo conoscevano, tanti avevano adocchiato quell'opera, l'avevano pure proposta alla Paramount, ma la risposta era sempre la stessa: impossibile da filmare, contenuti troppo espliciti. Considerate che all'epoca, siamo già nel 1960, a noi di primo acchito sembra già di essere nella modernità cinematografica, ma negli Stati Uniti è ancora in vigore il Production Code. 1930, nel 1934 diventa rigido, dura fino al 1968, quando viene sostituito dal moderno sistema di rating. Che cos'è il Production Code? È un sistema di autocensura che le case cinematografiche si impongono per evitare la censura successiva. Capite bene che se io me la faccio da solo la censura posso gestire molto meglio i contenuti rispetto magari a fare un film intero che poi mi bocciano successivamente con allegato spreco di soldi. Production Code esiste e ci sono tante cose che non si possono fare. Il libro contiene tante cose che a loro volta non si possono fare, quindi è un tentativo, quello di realizzare un film da Psycho, che viene sempre cassato, viene sempre bloccato. Tra l'altro in questo caso non sono solo i produttori della Paramount a porre veto, ma anche alcuni collaboratori storici del regista, per esempio Joan Harrison, assistente alla produzione che ha fatto tanti film, Herbert Coleman, addirittura questi se ne vanno, dicono no, con questo film stai esagerando, non me la sento di partecipare a questo progetto. La soluzione quale può essere? È una soluzione interessante per tanti versi.
È una soluzione interessante se rapportata al modus operandi di Hitchcock, che è sempre stato un regista profondamente legato a quel sistema produttivo, ci stava bene nel sistema a costrizione della Hollywood classica, per cui parlare di autofinanziamento era quasi una bestemmia per lui, senza contare che di carattere era piuttosto tirchio l'uomo, per cui decidere di autofinanziare un film vuol dire crederci veramente in quel progetto. Allo stesso tempo, come vi dicevo, non è interessante solo dal punto di vista individuale, ma è interessante perché ci segnala un'evoluzione del sistema produttivo, che a partire, diciamo, dalla seconda metà degli anni 50 negli Stati Uniti si apre a produzioni ibride. Che cosa vuol dire produzioni ibride? Vuol dire, per esempio, come in questo caso, distribuite da una major, la Paramount, ma finanziate o da piccole case indipendenti o addirittura da privati. Qual è l'accordo con la Paramount? Che alla fine dice di sì, se te lo paghi tu, va bene. Proprietà del film, chiede Hitchcock, cioè il 60% dei diritti sulla pellicola. Accordo di distribuzione, la Paramount distribuisce e se gli introiti superano una certa soglia, tutto ciò che è oltre quella soglia va direttamente al regista, che rinuncia però ai $250.000 di compenso. Interessante formula. Si passa così, dopo l'approvazione di questo progetto, alla sceneggiatura. C'è un primo copione di James Cavanagh che aveva già lavorato alla serie Alfred Hitchcock Presenta, no, che dura quasi un decennio, 7 anni, dal 55 al 62. Aveva scritto questo episodio, One More Mile to Go, che se lo rivedete ha più di un punto di contatto con la trama di Psycho. È la storia di un uomo che sta fuggendo da un poliziotto perché ha qualcosa di problematico nel bagagliaio, mettiamola così. Tra l'altro quell'episodio era diretto dallo stesso Hitchcock, per cui conosce bene Cavanagh. Peccato che il copione che esce dalla mano di Cavanagh sia, secondo Hitchcock, ma anche secondo i suoi collaboratori e soprattutto secondo Alma, la moglie di Hitchcock, che passava in rassegna tutti i copioni del maestro, non va bene, non gli piace, non funziona, addirittura c'è qualche dichiarazione dell'epoca che dice questo Cavanagh è riuscito a rendere stupido un libro impossibile da rendere stupido, perché funziona già, è già cinematografico di per sé. Lui ci è riuscito, non sono per nulla soddisfatti del lavoro di Cavanagh. E allora Hitchcock decide di affidarsi, su consiglio di qualche intermediario, ad uno sceneggiatore, in realtà più attivo come paroliere e compositore, che è Joseph Stefano. Questo Stefano non ha una carriera straordinaria alle spalle, per nulla, anzi ha un solo film importante più produttivamente che artisticamente, Orchidea Nera, che è una produzione Carlo Ponti con Sofia Loren. Si trova però immediatamente in sintonia per l'approccio con Hitchcock e con Alma, la moglie, che apprezza molto il lavoro di questo giovane sceneggiatore. Ecco allora che la storia, il copione, comincia a prendere la sua forma definitiva. Stefano sarà il nome che rimarrà nei titoli di testa del film. Quanto ci mette Hitchcock a fare il film? Poco. 42 giorni di riprese tra il 59 e il 60, 30 novembre, 1 febbraio. Sono tempi molto, molto ridotti. Ridotti sono i tempi, ma salta all'occhio di più, sono ridotti i costi. È un film che costa poco più di $800.000. Considerate che il film precedente di Hitchcock, Intrigo internazionale, era costato 5 volte tanto. Se facciamo il paragone con un film dell'anno precedente, Ben-Hur, non stiamo neanche a parlarne, quello era un colossal, per cui è un film a bassissimo costo. Ma che cosa vuol dire fare un film a bassissimo costo nel 1960? Vuol dire sfidare sul loro stesso territorio l'American International Pictures e la Hammer. Prima vi ho detto che il terreno produttivo in America si stava modificando lentamente con l'intervento di piccole case di produzione, di privati addirittura, e tra queste case di produzioni piccole e combattive non possiamo fare a meno di citare l'American International Pictures del maestro Roger Corman, palestra tra l'altro per tantissimi registi poi notissimi, no? Francis Ford Coppola, per dirne solo uno. Che cosa fa l'American International Pictures? Fa film a bassissimo costo, molto spesso riciclando addirittura il cast artistico e tecnico. E perché vendono questi film? Perché parlano ai giovani, trattano tematiche che ormai i vecchi studios hollywoodiani non sentono più loro. C'è una discrasia generazionale, potremmo dire, che queste case colmano.
E poi c'è la Hammer, che è inglese, ma sta esportando negli Stati Uniti i suoi horror e sta riscuotendo un grande successo. Qua ho citato alcuni dei film che vanno molto bene al botteghino in quell'epoca. La maschera di Frankenstein, bellissimo, produzione Hammer di Terence Fisher, oppure il grandissimo William Castle, un altro maestro della serie B americana, Macabro, Il mostro di sangue. Curiosamente, tra l'altro, nel 1961 proprio William Castle dirigerà un epigono di Psycho, che si intitola Homicidal, che se voi andate a ripercorrere la critica dell'epoca è apprezzato ben più di quello di Hitchcock, cosa curiosissima perché ai giorni d'oggi rimane un grande film, Homicidal, ma inevitabilmente minore rispetto al capolavoro del maestro. Tutti realizzati con budget inferiore al 1 milione, esattamente come Psycho. E poi c'è un altro film che è di qualche anno precedente, ma circola anche in America, tanto da finire nel proiettore di Hitchcock stesso, I Diabolici del maestro, del grandissimo Henri-Georges Clouzot, regista di Vite vendute e molti altri capolavori. I Diabolici ha più di un contatto con Psycho, non tanto per una questione di trama, ma forse per una questione di atmosfere, e poi anche là c'è una scena clou ambientata in una vasca. È quella che colpisce, tra le tante cose, ma forse quella che colpisce di più, Alfred Hitchcock. Durante la lavorazione di Psycho costringerà, o meglio chiederà alla sua troupe di guardarsi ripetutamente il film di Clouzot. Bisogna fare di necessità virtù perché i soldi sono pochi, per cui bianco e nero, la pellicola costa meno. Ridurre al minimo gli esterni, poi leggeremo questa bella dichiarazione di Rothman. Quindi pochissimi esterni che contribuiscono a dare questo senso di mondo chiuso in se stesso, senza uscita. Poi non utilizziamo un cast tecnico cinematografico, ma perché non sfruttare la troupe televisiva della serie? È già pronta, sa lavorare in maniera più veloce rispetto a quella cinematografica, costa molto meno, e allora entra in gioco la troupe televisiva, tranne 3 ruoli chiave per i quali Hitchcock pretende invece i suoi collaboratori storici. Ovviamente le musiche di Bernard Herrmann, ma anche qui si potrebbe dire qualcosa, la diremo in seguito, nel senso che Herrmann viene più che altro chiamato in seconda istanza a musicare e soprattutto a musicare in quel modo Psycho, perché inizialmente Hitchcock lo concepiva più basato sul sonoro che sulla musica extradiegetica. George Tomasini, grandissimo montatore, collaboratore di Hitchcock, lo dobbiamo anche a lui, il capolavoro della scena della doccia, chiaramente, e poi Saul Bass, il grande designer, artista dei titoli di testa, no? Ne ha fatti tantissimi, immortali, che ben conosciamo. Tra l'altro, a proposito di Saul Bass, c'è una lunghissima disputa tra lo stesso Bass e Hitchcock perché Bass si è attribuito per tanti anni la paternità della scena della doccia in toto, cioè affermava di averla diretta lui stesso. È vero che aveva fatto uno storyboard, ma tutto il resto è smentito completamente, per cui la scena della doccia è di Hitchcock, punto. E poi, ultima cosa molto importante, il setup, cioè l'organizzazione tecnica delle riprese, che è quella televisiva, cioè non un single camera setup, riprese a macchina da presa singola, ma multiple camera setup, come si fa in televisione. Per massimizzare i tempi si usano più macchine da presa, di modo che una scena si recita una volta, ma si hanno già tutte le angolazioni. Okay? Ovviamente Stefano e Hitchcock, quando prendono in mano il libro di Bloch, non lo accettano, non lo ereditano in toto, ma fanno delle modifiche sostanziali, alcune minute e alcune sostanziali, meglio. Per esempio, Stefano decide di cominciare la narrazione non con Norman, che è proprio il protagonista del libro di Bloch, ma con Marion. E c'è una bella frase che viene riportata nei testi sul film, che pare sia stata quella che ha reso immediatamente simpatico Stefano Hitchcock. Cioè, Stefano dice a Hitchcock: voglio mostrare Marion che shaking up è difficilmente traducibile, che fa le cose sporche con Sam, mettiamola così. Ovviamente in inglese ha un tono ironico più marcato. Questa cosa colpisce immediatamente Hitchcock, che amava questo tipo di situazioni torbide, e questa cosa lo convince immediatamente, anche per l'idea di partire con un personaggio femminile anziché con lo stesso Norman, del quale peraltro vengono ribaltate le caratteristiche anche fisiche. Se leggete il libro è grassoccio, con gli occhiali,
Qua è tutt'altro, è un ragazzo che si presenta all'apparenza in modo perfettamente compito, un ragazzo educato, ripulito, capelli ben tagliati, dà un senso inizialmente di confidenza, no? di umanità quasi. È questa la forza anche del film, mentre nel libro si presentava immediatamente come inquietante. Poi aumentare la presenza di Marion, questa è curiosa perché di solito il film viene, tra virgolette, accusato di tenere troppo poco in scena Marion, nel senso che è famoso anche per il fatto che la protagonista sparisce dopo 48 minuti del film, cosa inusitata, no? Nella narrazione classica. Ma in realtà nel libro c'è ben meno, compare in 2 capitoli la protagonista del film, perché il libro si concentra invece su Norman. E poi, questa è una cosa interessante, Hitchcock decide assieme a Stefano di cambiare sia la provenienza, nel senso che nel film il film comincia in Arizona, a Phoenix e non in Texas, e soprattutto il viaggio di Marion non è verso nord come nel libro, ma è verso ovest, verso la California. E forse in questo c'è anche un retaggio che ha a che fare con certo spirito americano, no? Il movimento verso ovest, ne parleremo in seguito. E poi diminuire da 3 a 2 le personalità di Norman, sì, perché nel libro lo psichiatra alla fine, quando fa, diciamo, il referto della malattia di Norman, dice Norman Bates ha 3 personalità. La madre, il bambino e se stesso, no? Io, la madre e il bambino. In realtà nel film questa cosa viene ridotta, sono soltanto 2, lui e la madre. Perché questa riduzione? Perché torna utile a Hitchcock nella dinamica del doppio, che è ovviamente centrale in tutto il film. È un film basato sulla dinamica ripetuta ossessivamente del doppio. La maniacale documentazione ho scritto, nel senso che Hitchcock comincia a documentarsi letteralmente su ogni aspetto che vedete nel film. Manda degli emissari a passare in rassegna tutti i motel delle zone in cui gira il film per capire quali sono i prezzi reali, per capire come sono fatte le strutture, addirittura cerca di capire come funziona la vendita di macchine, perché nel film c'è un momento in cui Marion acquista una macchina da un rivenditore. Insomma, vuole sapere tutto di modo che i dialoghi risultino il più autentici possibile. Attenzione, non reali, non è il realismo che cerca Hitchcock, ma il naturalismo, è l'autentico. Cioè io devo sentirmi immerso in maniera credibile nella vicenda di Marion e successivamente in quella di Sam, dell'ispettore, della sorella, eccetera. Ed eccoci ai contenuti del film, la parte più importante. Ho scritto temi e figure del film. Sono tantissimi, questa è una sintesi riduttiva a dir poco. Prima tematica fondamentale. Il peso del passato, centrale in tutta la narrazione. In che senso il peso del passato? È un film profondamente americano, ho scritto. Ripensate alla grande letteratura statunitense. Da Nathaniel Hawthorne a Fitzgerald, passando per Twain, ho scritto i pilastri della letteratura americana riflettono sulla liberazione da un passato o da un retaggio opprimente. D'altronde gli Stati Uniti sono nati liberandosi da un retaggio opprimente. C'è un motivo per cui i padri pellegrini si sono spostati dall'Inghilterra agli Stati Uniti. Se esso familiare, ho citato qualche libro che rappresenta questo retaggio familiare dal quale liberarsi, o individuale, La lettera scarlatta, in cui questo retaggio è addirittura visualizzato, no? Nella lettera incisa, marchiata sulla pelle della protagonista. Perché Psycho parla di liberarsi dal peso del passato? Perché tutti i personaggi del film stanno tentando di liberarsi da un peso del passato. Marion cerca di liberarsi dal peso di aver rubato dei soldi, Norman cerca di liberarsi dal peso di una madre opprimente, ma sono soltanto i 2 esempi più eclatanti. Sam, l'amante di Marion, cerca di liberarsi, lo dice fin dalla prima scena, dall'ex moglie che cita, dal debiti del padre che cita a sua volta. Un film che ha a che fare sempre con qualcosa da lasciarsi alle spalle. E infatti uno dei momenti che più identifica questa tendenza è il fatto che Marion, quando è in macchina e se ne sta andando verso una nuova vita, si guarda ossessivamente all'indietro tramite lo specchietto retrovisore. Ma anche la panoramica iniziale. Come comincia il film? Con una panoramica dall'alto di Phoenix, Arizona.
Ma che cosa ci mostra questa panoramica? Poi la vedremo. La città nuova prima, con le banche, gli edifici appena costruiti, ma i protagonisti non sono lì, sono verso destra, da un'altra parte della città, la parte vecchia e piuttosto fatiscente. La panoramica iniziale enuncia il tema visivamente. È chiaro che, piccola parentesi, quando uno fa una valutazione critica di un film, massimalizza, per così dire, i contenuti, cioè trova nell'opera più significati di quanto l'autore ha cercato. Questo sia chiaro. Sia chiaro allo stesso tempo che quando si parla di un'opera, si parla di un'opera, non di un autore. L'opera è un'eccedenza veritativa dell'autore, scusate la terminologia neoplatonica, ma quando l'opera si stacca dal corpo dell'autore è un corpo a sé stante, va analizzato quello al di là delle intenzioni. Ciò che c'è nell'opera molto spesso è presente perché l'autore non sa nemmeno di avercelo messo, ok? È una questione di sentimento, di tendenza, di poetica che passa anche senza volerlo. Considerate comunque che Hitchcock ragionava infinitamente su questi piccoli dettagli, per cui forse in questo caso ci siamo vicini. E tutti hanno una letteratura, questi spunti. Ho già citato i debiti del padre di Sam, il viaggio verso una nuova vita fatto con un'automobile vecchia, interessante anche questo, lei la cambia e ne prende una più vecchia, lo specchietto retrovisore, l'ho detto, il regalo alla figlia di Mr. Cassidy. Perché l'ho messo tra virgolette regalo? Se voi ricordate, quando Marion ritorna al suo ufficio entra questo vecchio petroliere, quello che dà la busta coi $40.000. A chi è destinata questa busta inizialmente, prima che la sottragga Marion? Alla figlia. È un regalo, è una dote per la figlia. Ma secondo voi questa figlia sarà contenta di avere questa dote di $40.000 o meno? Non lo sappiamo ovviamente, magari anche sì, ma fatto sta che è un peso che il padre fa sentire su di lei, un debito che forse va ritornato magari non monetariamente ma con una riconoscenza. E visto il carattere dell'uomo possiamo ipotizzare che non sia esattamente una persona facile. Le fotografie nell'appartamento di Marion, il passato che incombe, che fotografie ha lei in casa? Notate sempre in questo film che cosa c'è appeso alle pareti, perché comunica continuamente significati. Fotografie familiari, lei da bambina, lei infante, il passato che incombe alle sue spalle e che sta tentando di abbandonare, ma c'è sempre lo specchietto col quale guardarsi alle spalle. E infine ovviamente Norman, la sua vecchia casa. Quando noi vediamo per la prima volta il Bates Motel, vediamo una costruzione nuova ed orizzontale in basso e una magione avita alle sue spalle, su una collina, il vecchio e il nuovo che stanno insieme. È un passato da cui non si riesce a liberarsi. Poi certo gli uccelli, ed è curioso che il film successivo sia proprio gli uccelli, perché se qui gli uccelli sono simbolo sia di predatore che di vittima, che di preda, negli uccelli, il film successivo, ci sarà un capovolgimento totale, saranno solo predatori in quel caso. Sin dalla prima inquadratura ho scritto e dal primo movimento di macchina, ma questo lo lascio in sospeso perché poi ce lo vedremo. Perché il cognome di Marion? Qual è il cognome di Marion? Ve lo ricordate? Crane. E cosa vuol dire crane in inglese? Gru. È la gru. È un uccello che peraltro ama stare nell'acqua. E cosa succede a Marion? Arriva con la pioggia al Bates Motel e muore nell'acqua e la sua auto dove finisce? Nell'acqua. Okay. Tra l'altro, come fa notare qualcuno, crane è anche un dispositivo cinematografico, è quella che appunto chiamiamo gru in italiano, quella che consente i movimenti verticali. E guarda caso nel film ce n'è molteplici e significativi. Civetta e corvo, scritto anche, gli uccelli. Certo, quando si inquadra Norman, la famosa inquadratura di sbieco e dal basso verso l'alto, alle sue spalle incombe una civetta ed è inevitabile fare un rimando a Macbeth, tanto più che tanti critici paragonano Psycho al Macbeth di Alfred Hitchcock. Tanto quanto Amleto ovviamente è la donna che visse 2 volte. Verso tratto dall'Amleto è Lady Macbeth che parla e dice: la campanara a sinistra, descrivendo la civetta, il cui strido porge la più crudele buonanotte. Direi che si attaglia perfettamente al film. E il corvo che invece rappresenta per converso Marion. Ma perché proprio il corvo? Qual è una delle attività preferite del corvo? Mangiucchiarsi i cadaveri. È un presagio di morte, ovviamente. Terza tematica fondamentale, gli occhi e lo sguardo, essenziali ovviamente in tutto Hitchcock. Basta partire da una rappresentazione banalissima, pittorica, di un occhio
e paragonarla con tantissime scene che vediamo nel corso del film, per esempio l'inquadratura famosissima dal basso del getto della doccia è chiaramente una reminiscenza oculare, così come sono moltissimi gli occhi inquadrati durante il film, a partire dall'occhio di Marion dopo la morte, no? Con la famosa inquadratura che si capovolge, che ruota. Senza contare gli sguardi in macchina, cioè gli occhi che ci interrogano. E guarda caso sono proprio due nel film persone che ci interrogano tramite gli occhi, a sancire una duplicità. Marion e alla fine Norman stesso, quindi gli occhi e lo sguardo. Altri temi e figure rilevanti. Ecco, l'appetito. Come inizia il film? La prima battuta del film. Sam dice a Marion: non assaggi nemmeno la colazione? Un riferimento al cibo. La cena con Norman, voi dovete mangiare quanto un uccellino, dice a Marion, riferimento in questo caso sia all'appetito, al mangiare, sia riferimento ovviamente agli uccelli che abbiamo detto poco fa. E voi ve ne intendete, vedo, risponde lei con una sottile ironia a Norman. La lite di Norman con la madre. Cos'è che dice la madre quando la sentiamo litigare con Norman? È una scena puramente auditiva, è Marion che ascolta, non li vediamo litigare per ovvi motivi. Dille che non soddisferà il suo sporco appetito né col mio pane né col mio figliolo. Vedete che qui appetito, e vale anche ovviamente nell'originale americano, non assume più soltanto una connotazione di appetito nel senso proprio di voglia di mangiare, voglia di cibo, ma ovviamente anche di appetito sessuale, è chiaro, no? Lei vuole averti sessualmente, è questa l'accusa che fa la madre al figlio. E poi questo appetito si traduce nell'avidità di denaro che percorre il film. E ho detto coprofagia, questo si nota soprattutto nella versione americana. Ci sono tanti riferimenti quando si parla di denaro proprio alla dimensione corporale, proprio coprofagica. C'è un momento che non si coglie in italiano in cui Marion, questo lo ricorderete, sente la voce del vecchio petroliere e nell'originale lui dice di aver lasciato i soldi sulla scrivania di Marion, ma per dire ho buttato lì i soldi usa un termine che in inglese equivale a sono andato in bagno, per dirne soltanto una. Senza contare che quando Marion è nell'appartamento, ad un certo punto, proprio prima della scena dell'omicidio, cosa fa? Prende la sua agenda, fa dei calcoli di soldi sul foglio e dove lo butta quel foglio? Con i soldi sopra? Nella tazza del water. È una serie di coincidenze, ve ne potrei dire altre. L'appetito ovviamente prende anche la forma della volontà omicida di Norman e questo è un elemento che desumiamo dalla sceneggiatura, dal film non possiamo capirlo, ma Stefano scrive esplicitamente nella sceneggiatura che il coltello che utilizza Norman è un coltello da pane, a indicare ancora una volta la dimensione conviviale e l'appetito, il mangiare. E poi certo l'appetito prende anche la forma della curiosità investigativa, che ha la sorella di Marion, che ha Sam e che ha ovviamente l'ispettore Arbogast, e noi come loro. I cerchi, altro tema fondamentale. Chiaro, l'occhio è un cerchio che contiene un altro cerchio, tra l'altro. Questo è il vero tema del film, i cerchi infiniti, infinitamente riprodotti. Lo scarico della vasca è un cerchio, il getto della doccia è un cerchio. E guarda caso Hitchcock dedica inquadrature specifiche a questi elementi apparentemente secondari. Ma anche i portachiavi del motel, se ci fate caso, sono rotondi. E quando Marion arriva al motel, la prima cosa che notiamo sono queste finestre illuminate dietro di lei, le finestre del motel, e i tiranti delle tende hanno la parte dove si infila il dito ovviamente rotonda e tornano più volte nel corso del film. Cerchio nel cerchio, quindi. E perché proprio il cerchio? Perché la simbologia del cerchio? Beh, perché forse indica una figura del quale non possiamo trarre l'inizio e la fine, non c'è un'origine del cerchio e forse non c'è una fluidità, cioè non capiamo dove inizia il passaggio tra Marion e Norman, che forse sono lo stesso personaggio, due volti più che altro dello stesso personaggio, tanto che i due nomi non a caso sono quasi sovrapponibili, Marion, Norman, sono più o meno la stessa cosa. Ho scritto un cerchio ripetuto all'infinito non contiene che se stesso, ma voi vi ricordate Intrigo internazionale? C'è una battuta che passa in secondo piano quando lo guardiamo, cioè chiedono al protagonista, Roger O. Thornhill, scusi ma che cosa significa quella O che c'è nel mezzo? E lui risponde niente, la O è un cerchio.
E il tema della O, lettera dell'alfabeto che diventa un cerchio, è presentissimo anche in questo film, anche nei nomi. Arbogast, sottolineato dal film quando lo nomina lo sceriffo. Fa proprio risuonare quella O, come quasi fosse una capsula, una particella autonoma. Ovviamente il cerchio, soprattutto il cerchio che non contiene nulla o contiene solo se stesso, indica il vuoto o l'assenza. E il film è basato sull'assenza di qualcosa. Mancano i soldi, è il principio dal quale parte il racconto. Mancano persone, Marion è sparita, principio da cui parte l'indagine. Manca la tenda quando lei la strappa dopo essere stata uccisa, ma poi manca il cadavere perché l'ha spostato Marion e la macchina non c'è più. Manca il titolo sul libro che la sorella, interpretata da Vera Miles, Lila, ritrova nella camera di Norman quando alla fine riesce ad accedervi. È un libro senza titolo. Che libro è? Lei lo apre, dà uno sguardo, ma non sappiamo niente di quel libro. Non ha un nome. Assenza di sguardo ritorna molto spesso nel film. Il poliziotto che ferma Marion ha degli occhiali nerissimi che non ci consentono di guardarlo negli occhi e lui non può guardare noi. L'assassino non ha sguardo fino ovviamente all'agnizione finale. Perché? Perché è un'ombra dall'apparenza femminile ma non può avere sguardo. E poi ovviamente è un film che insiste sulle ombre, certo. Hitchcock era un grande amante dell'espressionismo, insomma le ombre sono centrali nel suo cinema e le ombre sono un'assenza, una forma di assenza, di vuoto. La scrivania vuota poi, se notate nell'ufficio dove lavora Marion, ci sono due scrivanie, una è occupata da lei, una è occupata dalla collega Catherine, interpretata dalla figlia di Hitchcock, ma c'è un'altra scrivania di cui nulla sappiamo. Nulla cita un'eventuale altra collega, una scrivania vuota. E dietro a Marion, sempre nell'ufficio, c'è il quadro con un'immagine del deserto, simbolo per eccellenza del vuoto, no? Dell'assenza di umanità. E quando Marion arriva al motel, la prima cosa che vede tra le prime è una sedia vuota, principio del vuoto che ritorna. Ovviamente il vuoto prende anche la forma della negazione. Non c'è qualcosa, non c'è stato nulla, no, addirittura durante l'interrogatorio di Arbogast a Norman viene pronunciato, versione originale, 22 volte in 8 minuti, la parola no, la negazione del passato, che ha anche un retaggio ovviamente psicanalitico, no? Il rimosso, eccetera. Queste sono le tematiche principali. Ora l'obiettivo è, assieme a voi, guardarle implementate nella materia filmica, nella materia pulsante del film, cominciando a guardare assieme alcune sequenze, alcune scene del capolavoro. Partiamo proprio dai titoli di testa. Se ricordate all'inizio vi ho detto che il libro non comincia a Phoenix in Arizona, ma è ambientato in Texas, comincia dal Texas se non altro. Secondo voi perché proprio Phoenix, Arizona? Perché la fenice è un uccello, ovviamente. E che cosa c'è in alto a sinistra, sopra la banca? Un uccello. Tra l'altro un uccello simbolo di rinascita, che è quella che cerca Marion, no? 11 dicembre. Ma com'è allora che nell'ufficio si lamentano del fatto che non c'è l'aria condizionata e sono tutti con le maniche corte? È una fornace qua dentro. Questo non è palesemente dicembre, allora dietro c'è una ragione molto pratica, cioè per velocizzare la produzione sono state usate delle immagini, diciamo, di repertorio di Phoenix, fatte a dicembre dell'anno precedente e quindi c'erano dei decori natalizi nelle riprese, comparivano nelle riprese e quindi hanno detto vabbè rendiamo minimamente credibile la cosa dicendo che è dicembre, ma visto che a Hitchcock della, diciamo, coerenza di questo tipo interessava poco, alla fine poi la trama va in un'altra direzione, si parla di condizionatori, di caldo, eccetera. Che cosa vi ricorda il movimento della macchina da presa? C'è una panoramica, quindi un movimento della macchina sul suo asse, da sinistra verso destra, si passa dalla parte nuova della città alla parte vecchia e poi c'è un movimento discendente che plana all'interno dell'appartamento. Ho utilizzato il verbo planare non a caso perché qui Hitchcock vuole riprodurre l'idea che la macchina da presa a volo d'uccello si introduca nella privacy dei due personaggi. Questa scena, tra l'altro, Hitchcock la immaginava molto simile all'incipit dell'Infernale Quinlan di Orson Welles. Se ce l'avete presente, è uno dei più famosi piano sequenza della storia del cinema. Voleva fare un'inquadratura, una ripresa in continuità
con un elaboratissimo movimento di macchina che scendesse fluido verso la casa. Non è stato possibile farlo per ragioni proprio di economiche, e quindi, come avete visto, vengono unite 3 riprese: la panoramica, la discesa, che è fatta ricostruendo un modellino dell'appartamento, si nota se ci fate occhio rivedendolo, poi c'è uno stacco di montaggio abbastanza brusco a dire il vero, e qua siamo nel set del film. Bene, andiamo avanti. Non assaggi nemmeno la colazione? Torno in ufficio. Questi intervalli così lunghi per la colazione fanno venire l'ulcera al mil principale. Scusate se mi fermo continuamente, ma è anche per darvi l'idea, cioè il film è iniziato a malapena e già ci sono una marea di cose da dire. Ok, il volo d'uccello che entra nella stanza, ma è anche un principio voyeuristico che è fondamentale nel film, perché ho enunciato tra i temi l'occhio, e c'è anche il nostro occhio direttamente coinvolto in tutto questo, perché noi siamo chiamati a guardare, esattamente come Norman spia attraverso il buco che ha costruito nel suo motel. Noi entriamo nell'intimità di questi 2 personaggi esattamente con il fare indagatore, con la sinuosità di chi si sta intrufolando in uno spazio dove non può stare. E appena la macchina da presa entra, che cos'è la prima cosa che inquadra? Bisogna soffermarsi un attimo all'inizio, è un bagno. Il bagno sarà fondamentale nel proseguo del film, non solo perché è il posto dove per la prima volta Marion maneggia i soldi che ha rubato dal venditore di automobili, avviene all'interno di un bagno, ma perché ovviamente poi lei ci morirà in un bagno. Questa scena, tutta la scena iniziale, è piena di premonizioni di quanto accadrà di seguito a Marion, la protagonista. Partiamo proprio dal primo secondo del film. Io sono già andato avanti sulla panoramica, ma partiamo proprio dal primo secondo. Qual è la prima cosa che vediamo? Ovviamente il logo della casa di produzione, la Paramount. Ma è normale il modo in cui è presentato il logo o è strano? È sbarrato? Ha delle linee orizzontali che lo percorrono. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire impostare già dal primo secondo di film una delle tematiche visive ma anche concettuali fondamentali del film, cioè il contrasto tra orizzontalità e verticalità. Linee orizzontali, la montagna che va su in alto. Tutto il film è basato su questa logica. Per esempio, la macchina da presa discende verticalmente all'interno della stanza, dove ci sono Marion e Sam, e Marion in che posizione è? Orizzontale. Più avanti, quando vediamo la macchina di Marion ferma in strada quando si addormenta, c'è un palo della luce che fa da contrasto ancora una volta orizzontale e verticale nell'ambito dell'inquadratura. Il motel di Norman Bates com'è? Ha un piano perfettamente orizzontale, la casa invece va su in verticale, una magione, sembra appunto ottocentesca. Ovviamente questo tema è ripetuto poco dopo proprio dai titoli di testa in sé, che sono tutti basati su linee orizzontali e verticali. Ovviamente i titoli sono concepiti, disegnati da Saul Bass. Quindi l'orizzontale e il verticale, ma ci sono altre 2 cose interessanti già nei titoli di testa. Per esempio, c'è una duplicità già nei titoli di testa, perché c'è un nome che compare 2 volte. Qual è? Quello di Alfred Hitchcock, la prima volta con un gesto quasi di possesso. Alfred Hitchcock's è mia, la seconda volta per dire che ha diretto, duplicazione. E poi cosa succede ai nomi nei titoli di testa? Vengono rotti, si rompono, si spezzano, ovviamente a simbolizzare la scissione che sarà propria dei protagonisti del film, questa identità che si rompe, questa identità modificabile e imprendibile soprattutto. Quindi già nei titoli di testa c'è un'enunciazione tematica. In narratologia si parla in questi casi di tematismo iperproliferante, quando un tema viene ribadito insistentemente lungo tutto il corso di una pellicola, di un film. Andando avanti al dialogo tra Marion e Sam, perché dicevo che è densissimo di profezie di quello che accadrà in seguito, profezie coglibili solo quando si rivede il film, questo è ovvio. La prima cosa che si vede di Marion qual è? I piedi. E i piedi saranno inquadrati, avranno una loro inquadratura nel momento in cui muore nella vasca. Cosa interessante, all'epoca fu questa una delle scene che colpì di più i censori, chi doveva valutare se il film poteva uscire o meno, perché in realtà l'inquadratura dei piedi era esplicitamente limitata dal production code. C'era un principio veramente bizantino secondo il quale si potevano riprendere piedi solo se uno era fuori dal letto e uno sul letto, una cosa stranissima, ma la ritrovate proprio nei testi del codice.
E in questo caso c'è un'inquadratura diretta dei piedi che fece abbastanza storcere il naso ai censori, per non parlare di quella successiva della tazza, del gabinetto, del water, che è il primo gabinetto della storia del cinema, non si poteva riprendere per decenza. Questa è una curiosità. Andando al dialogo, perché ci sono i segni premonitori? Dove li ravvisate? Beh, per esempio nel fatto che ci sono madri ovunque. Lei parla della madre e dice voglio fare una cena con te assieme ai miei, con mia madre, con la foto di mia madre al fianco, e lui cita a sua volta la madre dicendo no, ma poi la madre la eliminiamo, la tiriamo giù così ci dedichiamo a noi. Si passa all'ufficio e torna fuori ancora una volta questa presenza ossessiva di madri. La collega che dice mamma ha chiamato per verificare se il mio fidanzato mi ha chiamata. Ci fa capire che anche lì c'è una situazione di una madre evidentemente oppressiva, indagatrice. Quindi madri ovunque. E il desiderio di Marion quale sarebbe? Lo capiamo chiaramente, lo dice senza mezzi termini, vorrebbe sposarsi, ma meglio di più, vorrebbe una vita normal, a normal life, e invece di una vita normal, cosa incontrerà poi? Norman, gioco linguistico, gioco sui nomi presentissimo nel film, a partire dal fatto che Norman vuol dire e non è uomo, Norman. Questa è una cosa certificata perché l'ha dichiarato lo stesso Robert Bloch quando ha scritto il libro, ha voluto giocare su questo significato. Non è un uomo, quindi il nome ti indica già, ovviamente lo puoi capire solo dopo, la scissione del personaggio. La scena indica quindi una premonizione del futuro, costantemente, continuamente, e il desiderio di una vita normale. Tra l'altro, noi non capiamo bene se questo desiderio è semplicemente il desiderio di accasarsi o nasconde più propriamente un appetito, gli appetiti di cui parlavamo prima, un appetito nello specifico sessuale. Perché? Perché Marion, che tra l'altro nel libro non si chiama nemmeno Marion ma Mary, quindi capite che la scelta è voluta, cambiare il nome perché suoni in un certo modo, è vergine. E quindi l'idea di sposarsi è un modo per realizzare un appetito sessuale. Solo una volta che sarà sposata potrà consumare il rapporto fugace e basato solo su incontri blandi, diciamo, con Sam. Altra cosa interessante e premonitrice, il sandwich. Qua non inizia neanche a mangiarlo, ma dov'è che poi lo mangerà il sandwich senza però finirlo? A casa di Norman. Ritorna l'elemento dell'appetito, del mangiare che collega queste due scene. Ok, poi si passa all'ufficio, c'è un'altra questione irrisolta di padri, di genitori e figli, quella del petroliere, ma c'è anche la comparsata di Hitchcock, che non possiamo fare a meno di citare. Le comparsate di Hitchcock hanno sempre un significato all'interno dei film. Qua è uno dei più sfuggevoli, non capiamo bene cosa voglia dire, a meno che non facciamo attenzione ad un elemento fondamentale, che è quello che spicca di più agli occhi, effettivamente. Com'è vestito Hitchcock? Ha uno stranissimo, molto Arizona style, Stetson bianco. E chi è che ha uno Stetson bianco subito dopo, praticamente identico? Il petroliere. E guarda caso il petroliere cos'è che fa? Dà i soldi affinché la narrazione possa partire. Il regista cosa ha fatto? Ha dato i soldi perché il film fosse partito. Geniale doppio, anche in questo caso, sull'appetito che è anche artistico, di chi vuole fare un film e ci mette i soldi propri. E nella duplicazione il petroliere dà i soldi perché la narrazione sia chiaramente avviata. Ok, Marion ha deciso di sottrarre i $40.000, no, della busta del petroliere, sparisce, parte in macchina dopo essere passata dal suo appartamento, aver preparato insomma tutto per il viaggio, eccetera. Quando è nel suo appartamento vediamo una serie di cose fondamentali, i quadretti alla parete, scenette di vita familiare, lei da bambina, un bagno, un altro bagno premonitore, e poi il malloppo dei soldi, che Hitchcock tra l'altro ci inquadra in maniera molto enunciativa, cioè proprio un movimento di macchina in avanti che si avvicina per far capire proprio questo è il mal tolto, c'è un momento di stacco, c'è una decisione di portarsi via quel denaro. È una scena giustamente studiatissima. Per dirvi, il libro più diffuso nell'università, il manuale del film di Rondolino, ha proprio un capitoletto dedicato all'analisi del montaggio di quella scena. Perché? Perché è proprio un esempio preclaro di quello che chiamano soliloquio per immagini. È un momento in cui Marion non dice niente, ma capiamo tutte le sue intenzioni,
tutta la sua volontà di andarsene solo tramite il gioco delle immagini, è una narrazione per immagini. Hitchcock era solito dire che non c'è scuola più alta di quella del cinema muto perché insegna appunto a raccontare non con i dialoghi ma con le immagini stesse, e quello è un esempio, direi, preclaro di tutto questo. Marion parte, ma appena parte comincia a sentire questa specie di, Michel Chion le chiamerebbe voci pensiero, sono i suoi pensieri visualizzati. All'inizio siamo un po' ingannati perché potremmo pensare che siano voci, come dire, come posso chiamare, voci off che ci raccontano di dialoghi realmente avvenuti nel passato, quasi un commento che il regista mette sul primo piano di Marion. Però non è così, perché noi sentiamo anche dichiarazioni che non sono mai avvenute, che lei spera avverranno nel futuro, per esempio il momento in cui Sam la riaccoglie dopo la fuga. Quindi è puro pensiero di Marion. Ma secondo la logica del doppio, nel film chi è l'altra persona che ha voci pensiero? Ce n'è solo un'altra, ed è Norman, che alla fine sente la voce accusatrice della madre. Quindi i personaggi sono intimamente uniti. E che cosa hanno in comune le figure che loro sentono parlare nei pensieri? Sono tutte figure accusatrici, tutte quante. Dal capo di Marion che chiede dove sia finita, al petroliere, forse una figura del desiderio effettivamente Sam, ma anche quella le ricorda, la ammonisce su quello che deve fare in un certo senso. E figura ammonitrice per eccellenza per quanto riguarda Norman, ovviamente la madre, che gli dice non ti sei comportato bene, eccetera. Figure dell'autorità. Hitchcock è ossessionato dal tema dell'autorità. C'è un terrore e un fascino allo stesso tempo per l'autorità in Hitchcock, che molti fanno risalire. Io sono sempre un po' restio quando si tratta di fare legami troppo stretti tra biografia e poetica, però forse qui un senso c'è. Hitchcock raccontava molto spesso, non l'ha raccontato solo a Truffaut, ma più volte nel corso della sua vita. Da piccolo lui ricordava di essere stato punito dal padre con un bigliettino che gli diceva di andare alla più vicina stazione di polizia. Vai alla prima stazione di polizia e consegna questo biglietto al personale, al poliziotto che trovi dentro. Nel biglietto il padre aveva detto di chiudere in prigione un'ora il figlio, a mo' di punizione, no? Per fargli capire, occhio che se sgarri, finisci in prigione. Quello che era una punizione evidentemente per il padre così divertente, blanda, eccetera, per Hitchcock invece pare essere stata un'esperienza traumatica. Da lì ha sempre avuto il terrore atavico dei poliziotti, della polizia e quindi di converso per l'autorità in generale. E guarda caso, ma neanche tanto, in questo film le figure dell'autorità e il poliziotto sono decisamente inquietanti. Come abbiamo detto all'inizio, il poliziotto non ha nemmeno uno sguardo, è una figura ammutolita, è una figura che non ha occhi, è una figura senza personalità quasi dell'autorità. È la prima che incontra e la segue in maniera ossessiva, ma il poliziotto non possiamo nemmeno propriamente dire sia inopportuno o troppo indagatore È una presenza quasi discreta, ma inquietante proprio per il fatto di essere discreta. Quando arriva Marion alla prima cittadina decide, proprio per il fatto di essere inseguita, di cambiare automobile, ma sotto gli occhi del poliziotto. E anche il venditore di automobili rimane un po' esterrefatto quando questa chiede di cambiare un'auto e la paga in contanti subito e senza nemmeno provarla 3 giorni, come dice. Ed è curioso e significativo che quando lei se ne va ci siano 3 figure che stanno alle sue spalle, che qualcuno ha visto secondo una triplicazione in questo caso, che ritorna anche nella struttura della casa di Norman, di quella triplicazione che Freud vede, no, nel nostro inconscio, quella famosa tra io, esse, superio. Infatti ci sono 3 figure, quella dell'autorità, il superio, il poliziotto, quella più pratica, l'es, quella che agisce, il meccanico, e poi l'io razionale, simbolizzato dal venditore, che ovviamente per natura deve razionalizzare e gestire una vendita in maniera sensata. Perché dico che questa triplicazione si replica nella casa di Norman? Perché la casa ha 3 piani. Su questo hanno insistito molto, è un tema molto trattato dalla critica. Al piano superiore che cosa c'è? La camera della madre, no? Il superio.
Il piano di mezzo è l'io, chiaramente, la parte che si presenta al mondo, la parte accogliente, razionale, dove Norman è Norman semplicemente, però poi c'è la cantina, dove c'è l'agnizione finale, dove accade l'orrore, no? La scoperta del cadavere della madre, e quello sarebbe Les. L'interpretazione psicoanalitica, come vi dicevo, nel caso di Hitchcock è sostanziale, vale perché erano tematiche che lui con grande piacere inseriva, simbolizzate nei suoi film. Per quanto riguarda la scena che abbiamo appena visto, innanzitutto il motivo dell'acqua, che è un motivo che ha sempre a che fare con qualcosa di religioso, sempre, molto spesso se non altro al cinema, soprattutto nel cinema di un certo tipo, ecco, scritto da gente di un certo tipo. Cioè, l'acqua ha sempre, in Hitchcock se non altro, ma così come in Board and Chase, che citavo con un amico qualche giorno fa, una valenza battesimale, ma in un doppio senso. L'acqua può portare alla vita, accompagnare alla vita una persona, o per converso invece accompagnarla alla morte. E l'acqua è certo fondamentale qui, è con la pioggia che Marion arriva al Bates Motel ed è nell'acqua che perisce alla fine. Ed è curioso che da quell'acqua non si difenda Norman Bates quando scende ad accoglierla. Ha un ombrello in mano ma non lo apre, arriva correndo. C'è chi ci ha visto un'ulteriore duplicazione, come lui si bagna, si fa una doccia all'aperto scendendo verso di lei, rifiutandosi di aprire l'ombrello, così dopo sarà lui stesso a brandire un'arma, quell'ombrello che non ha aperto, rendendolo un oggetto contundente alla vista, nella scena successiva famosissima della doccia. Film pieno di duplicazioni. Vi ho già detto a proposito dei tiratende rotondi, e avrete notato che non soltanto i portachiavi sono rotondi, ma è anche messa bene in vista quella O sul titolo del giornale, che spicca proprio una O bella grande, e non può essere un caso che Hitchcock abbia lasciato il giornale così fuori. Secondo voi perché c'è l'esitazione di Norman Bates quando deve assegnarle la stanza? Lei gli dice: io sono di Los Angeles, e lui lì ha un attimo di esitazione e va verso la numero 1. Forse perché, siccome lei dice di venire dalla città, evidentemente si aspetta un certo tipo di persona, e quindi è la persona adatta per essere messa nella stanza dove c'è il foro da osservare. Ma il senso di destino ineluttabile che c'è in questa scena è ben ulteriore rispetto a questa faccezia, perché quell'esitazione probabilmente è lo scarto tra la decisione di ucciderla o meno. E questa cosa è sentita a maggior ragione perché noi scopriamo, ed è incredibile che mentre guardiamo il film non è che ci facciamo troppo caso, che la città dove lei deve andare è a 15 km di distanza, cioè attaccata, sono 20 minuti in macchina, un quarto d'ora, eppure lei decide di dormire lì. Per comodità, perché c'è la pioggia, ma infatti lei dice anche, così vicino, avrebbe potuto riprendere la macchina e andarsene. Questo serve ovviamente a dare allo spettatore un senso di caso, no? L'ironia del destino che fa sì che lei rimanga lì quella notte e sia fatalmente uccisa nel proseguo. Il film gioca molto su questa cosa qui. Pensate a come funzionano la maggior parte degli slasher o dei thriller. Questo è il film un po' che ha fatto nascere, no, il sottogenere dello slasher. Che cos'è, per chi non lo conosce, lo slasher? Sono quei thriller / horror basati sugli ammazzamenti continui e ripetuti tramite armi di ogni tipo, contundenti, eccetera. Ci sono clamorosi casi italiani nel genere, penso a Mario Bava, Sergio Martino, eccetera, così come americani, da Venerdì 13, Halloween di Carpenter, eccetera. Psycho è un po' il padre, no, di questo genere di film. Ma di solito negli slasher cosa succede? Che tu con queste persone che vengono accoltellate ad un certo punto non è che solidarizzi, sono dei manichini. Di solito sono i ragazzini e le ragazzine stupide che si infrattano così per nascondersi dagli altri, eccetera, e poi vengono uccise dall'assassino. Pensate a Venerdì 13, la famosa scena in cui, copiata da Reazione a catena di Mario Bava, in cui vengono uccisi uno sopra l'altro mentre sono a letto. In questo caso invece l'approccio è opposto, il che segna anche la classicità, no? In un certo senso, di Hitchcock. Cioè Hitchcock fa di tutto perché noi solidarizziamo con Marion, la capiamo nel suo amore probabilmente non corrisposto, la capiamo nella sua scelta di fare questo furto per crearsi una nuova vita, non per
per spenderli o per compiere chissà che attività illecita, ma semplicemente per realizzare il suo sogno. Noi siamo dalla parte di Marion per tutto il film ed è proprio per questo che è repentino e sconvolgente il momento in cui scompare dopo solo 48 minuti di film. Cioè, l'immedesimazione con Marion è la precondizione per rendere straordinaria quella scena. Fosse stata una scena separata, per il puro gusto del virtuosismo stilistico, non avrebbe avuto la stessa valenza. Questo è poco ma sicuro. Dobbiamo capire che c'è un passato da lasciarci alle spalle. È come se i motivi stilistici che diventano preponderanti nello slasher successivo qui fossero ancora nutriti di sottotesti filosofici, esistenziali, poetici. Guardiamoci la scena, non potevamo fare a meno, la più famosa di tutto il film. Inquadratura dello sciacquone, come vi dicevo, la prima della storia del cinema, in cui getta corrispettivo soldi escrementi, moralismo di Hitchcock, da sempre una condanna per la cupidigia fa parte della sua poetica, finiscono nello sciacquone. Allora, la prima cosa che salta agli occhi dal punto di vista stilistico è che anche qui c'è una riproduzione del motivo orizzontale e verticale a partire dalle piastrelle, no? E dal pavimento che corrispondono e che sono appunto linee orizzontali e verticali. Il motivo poi è costantemente riprodotto, nel senso che le pugnalate sono verticali, così come il sangue che scorre è orizzontale. Alla fine Marion inizia a fare la doccia in verticale, in piedi, ma la troviamo infine distesa, esattamente come l'avevamo trovata distesa nella macchina quando la ferma il poliziotto e come l'avevamo trovata distesa all'inizio nel letto con Sam. L'ironia del destino, prima non ho detto su questo, è ancora maggiore perché Marion qui ha appena deciso di ritornare sui suoi passi, di andare a restituire il maltolto. Quindi Hitchcock ce lo fa pesare ancora di più questo omicidio. Arriva questa figura, la vediamo da dietro la tenda, non ha un volto e non ha uno sguardo, come detto. Il coltello da pane, come ci dice Stefano in sceneggiatura, uccide la protagonista. Ma in che modo la uccide? Inutile soffermarsi troppo a lungo sul capolavoro di montaggio che è questa scena. Per realizzarla venne ricostruito il bagno, non girarono in un bagno effettivo, ma era un bagno orizzontale, cioè con uno sfondo molto più ampio di quello che vediamo. Ci misero un bel po' a realizzarla, meno di quanto si dice da qualche parte, una settimana, ma una settimana considerata in ore lavorative, quindi 8 ore al giorno, con grandissima cura, la presenza dello stesso Hitchcock, con uno storyboard fatto da Saul Bass, però modificato da Hitchcock in fase di realizzazione, quindi è palesemente falsa la dichiarazione dello stesso Bass, e con 2 attrici soprattutto, perché Janet Leigh fa tutti i primi piani, come è normale che sia, ma quando si inquadra il corpo, seppur sfocato, non poteva essere lei, perché la star non può mostrarsi nuda. E allora chi lo fa per lei? Lo fa Marley Renfro, che era un'attrice erotico-pornografica dell'epoca, che è nota soprattutto per aver lavorato con Francis Ford Coppola quando ancora faceva pornografia di montaggio agli inizi, di montaggio nel senso che montava materiale preesistente. Francis Ford Coppola inizia così prima di lavorare con Corman. Marley Renfro è una starlet che viene utilizzata perché non ha problemi chiaramente a mostrarsi nuda. È una scena che viene lavorata con grande coscienza e attenzione perché Hitchcock è consapevole: se sbaglio qualcosa questa me la tagliano di sicuro. Per fortuna pochissimo o nulla venne poi espunto. Che cosa succede quando l'assassino arriva a Marion? Strappa la tenda, ma quella tenda che cosa rappresenta per noi? È lo schermo stesso del film. È strappare la quarta parete, per farla breve, cioè quella soglia immaginaria che divide gli spettatori dalla narrazione filmica. E infatti, se ci badate, noi vediamo solo una volta, in un frammento peraltro subliminale, il coltello entrare, e guarda caso nel ventre di Marion, simbolo di maternità ancora una volta, ma tutte le altre volte il coltello percorre l'inquadratura venendo di fatto oltre lo schermo, passando oltre allo schermo. Ed è inutile che vi faccia notare che cut vuol dire sia taglio, ma anche taglio di montaggio.
E infatti i movimenti della mano quando pugnalano corrispondono ad altrettanti stacchi di montaggio. Che cosa vuol dire? Che in quel momento Hitchcock, quando pensa a questa scena, pensa sì narrativamente all'omicidio di Marion, ma pensa figurativamente allo spettatore stesso che viene pugnalato dalla forza delle immagini. Figurativamente siamo noi stessi in quanto spettatori ad essere pugnalati. È chiaro che noi non possiamo concepire la forza di questa scena adesso con lo stesso spirito in cui la concepivano nel 1960, ma all'epoca credetemi che questa scena era uno shock assoluto, qualcosa di mai visto in questa forma prima. La velocità e la frequenza delle inquadrature, la velocità del montaggio, noi siamo abituati a vederle adesso negli spot televisivi, nei videoclip, nel cinema contemporaneo molto iperframmentato, eccetera, ma questa era una cosa contro ogni regola stabilita del cinema dell'epoca. È una scena epocale che, ripeto, non possiamo cogliere del tutto nella sua importanza, né nella sua forza iconica al giorno d'oggi, né in quanto fosse al limite del proibito all'epoca, rispetto a quanto non lo è per nulla chiaramente oggi. Quando Marion cade, morta, ha ulteriore curiosità, il sangue, come spesso succedeva nei film in bianco e nero, venne fatto con della cioccolata liquida, della Hershey's, la più famosa marca americana di cioccolato. Quando lei è a terra c'è quel famosissimo espediente di montaggio formale che passa da un vuoto ad un altro vuoto, lo scarico della vasca, vuoto, buco, cerchio che dà sul nulla, sul nulla, all'occhio di Marion che in quel momento dà sul nulla a sua volta perché Marion non è più in vita. E poi cosa succede? La macchina da presa si sposta dalla scena dell'omicidio con un movimento verso cosa? Verso proprio quel giornale che custodisce al suo interno il maltolto, i soldi. E questo che cos'è se non un segno sovrano di quel delizioso moralismo molto inglese, molto vittoriano, in fin dei conti, di Hitchcock, che ci dice con quell'inquadratura, insomma, è morta per un motivo, perché ha commesso il peccato precedentemente nell'ottica proprio cattolica che sta al fondo della poetica di Hitchcock. Ma quel movimento della macchina da presa che ci porta da un luogo all'altro, proprio lasciandosi alle spalle una scena, indica anche uno stacco netto a livello di macrostruttura del film, perché da questo punto in poi finisce il capitolo 1 e comincia il capitolo 2. Il film è scisso in due a sua volta, è duplice. Prima c'è la storia di Marion, poi c'è la storia di Norman e di chi gli sta attorno, ma è Norman al centro di tutto, il polo d'attrazione per l'ispettore, per la sorella, per Sam, eccetera. Qua finisce un film e ne comincia un altro, a meno che non accettiamo l'ipotesi che non sono che due facce della stessa medaglia, perché Marion e Norman sono di fatto la stessa persona divisa in due. In che cosa consiste la seconda parte del film? Consiste in un'indagine. C'è un ispettore che non ha le caratteristiche né dell'ispettore super fino ed intelligente alla Sherlock Holmes, né dell'ispettore moralista alla Chandler, no? Alla Marlowe. È un ispettore, per così dire, normale, sembra un uomo comune, curioso quanto basta, intelligente quanto basta, ma senza doti straordinarie. È una prefigurazione quasi di Colombo per certi versi, il poliziotto sotto casa ma particolarmente sveglio. È famosa altrettanto la scena in cui viene ucciso lui all'interno della casa di Norman. È una scena particolarissima anche quella che oggi non abbiamo tempo di analizzare nel dettaglio, ma ricorderete la bellissima inquadratura dall'alto in quel momento, proprio verticale, a proposito di verticalità e orizzontalità, che serve sia a ribadire questa tematica, ma anche a farci capire, noi spettatori, dapprima l'arrivo della minaccia. Solo in quel modo possiamo capire che lei esce dalla stanza e sta per arrivare addosso a lui. Con altre inquadrature non l'avremmo fatto in un unicum, intendo. Quando cade è interessantissimo il modo in cui è fatta la caduta, perché sembra una caduta verso il nulla, ancora una volta, verso il vuoto, perché non è realizzata semplicemente con un piano frontale che vede Martin Balsam cadere all'indietro, ma è Martin Balsam su una retroproiezione. Cioè, prima hanno fatto l'inquadratura vuota, senza Martin Balsam, che va giù verso le scale, e poi ci hanno aggiunto Martin Balsam sopra, con la proiezione dietro. Questo dà un senso simile a quelle cadute nel vuoto che si vedevano nel cinema classico. Sembra una caduta verso lo schermo stesso, verso un nulla che sta dietro. Ed è interessante che Hitchcock abbia scelto proprio questa soluzione. Poi ovviamente c'è tutta la parte di indagine di Lila e Sam.
curiosità, vi faccio notare che la ferramenta di Sam, più che una ferramenta, considerata l'atmosfera del film, sembra l'ufficio di un torturatore. Coltelli appesi alle pareti, strani attrezzi, pinze. Non è un caso se Sam e Norman sono molto simili fisicamente. La grandezza di Anthony Perkins è quello di riuscire a mutare nel corso del film. A seconda di dove lo inquadri cambia personalità. In alcune inquadrature sembra un doppio di Sam, in altre ha le caratteristiche femminili della madre, in altre sembra ancora l'uomo normale che conosciamo all'inizio. Non si può non citare la grandezza di Anthony Perkins quando si parla di questo film. Dicevo, la ferramenta di Sam, l'ufficio di un torturatore, e dentro la ferramenta che cosa c'è? C'è una vecchietta che con tipica ironia hitchcockiana di cosa sta parlando? Su come far morire senza soffrire degli insetti. Classica mise en abîme di Hitchcock che riproduce nel piccolo il tema più grande. Questa vecchietta sta ragionando su come uccidere senza far soffrire una persona, e noi l'abbiamo appena vista morire invece soffrendo e molto. La parte di indagine, è inutile dirvi che anche Sam e Lila sono un'ulteriore duplicazione, perché sono un po' ciò che avrebbe voluto essere Marion con Sam. Sembrano una coppia fatta e finita, vanno in chiesa insieme, vanno d'accordo, si muovono insieme. Lei non ce l'ha fatta, è sostituita dalla sorella Vera Miles. Quando arrivano nella casa di Norman, come vi dicevo, ad un certo punto la sorella sale e trova quel libro senza titolo, tema del vuoto, ma soprattutto trova una stanza, quella della madre, che sembra uscire da un'altra epoca. Il nuovo, il passato che incombe sul presente. È una sala addobbata come una vecchia casa vittoriana, con tutti le suppellettili del caso, ed è ancora una volta la riproduzione di quella tematica del vecchio che incombe sul nuovo. Andiamo all'ultima scena e poi siamo addirittura d'arrivo. Uno dei momenti più famosi, forse il più famoso del film. Permettetemi un piccolo ritorno su quanto dicevo poco fa. Dicevo, il film è diviso nettamente in due. Se ci pensate, anche per il fatto che la prima parte è costruita sulla sorpresa, noi non ci aspettiamo la morte di Marion in nessun modo a metà del film, mentre la seconda è basata sul più classico e tradizionale meccanismo hitchcockiano che è la suspense. Che differenza c'è tra sorpresa e suspense? La suspense parte dal presupposto che io so già chi è l'assassino, e la suspense sta proprio nell'intrigo e nella tensione per rivelare che è stato veramente lui. Pensate al delitto perfetto, noi sappiamo subito chi è stato, ma poi si tratta di ricostruire perché e come è successo e se verrà accusato l'autore dell'omicidio. Per cui la prima parte è sorpresa, la seconda suspense. Ulteriore curiosità sulla casa di Norman che citavo prima, gli interni sono gli stessi utilizzati in un straordinario film del 1925 che è Il fantasma dell'opera di Rupert Julian con Lon Chaney, eccetera. Sono gli stessi utilizzati più volte nel corso della storia del cinema. E il momento finale della cantina, quando c'è il cadavere della madre con la lampada che oscilla, è una citazione del ritratto di Dorian Gray, film del 1945 del grande Albert Lewin. Se lo vedete c'è lo stesso principio, c'è un volto mostruoso che è quello del ritratto di Dorian, invecchiato, mummificato, sul quale balla una lampada allo stesso modo, è probabilmente un principio di scena che Hitchcock riprende da lì. Per quanto riguarda questo frammento famosissimo, sì, molti si sono soffermati sulla dissolvenza, che è bellissima e inquietante anche quando il film non si rivede per l'ennesima volta. La madre cadaverizzata che si sovrappone, simbolo, no, di questa duplicità al volto di Norman. Ma c'è un ulteriore particolare su cui meno gente si è espressa, meno persone ci hanno posto attenzione, e cioè il fatto che esattamente dal collo di Norman spunta una corda, e quella corda non può essere che un cappio, perché nella logica moralista di Hitchcock l'assassino deve morire alla fine. Alla fine di tutto questo per Norman va bene tutto il discorso sulla scissione, la madre eccetera, ma deve espiare la sua colpa con la morte, il principio moralistico. Ok, e l'ultima scena del film qual è? Non poteva che essere una scena in opposizione dialettica con quella con la quale inizia il film. Il film iniziava dall'alto andando verso il basso e il film con un'immagine di morte finisce andando dal basso verso l'alto. The End. Cosa resta da dire? Nel 2022 come nel 1960 Psycho è un incredibile capolavoro su cui non parleremo mai abbastanza.